Siamo allo Chalet Resort di Lingua la serata di tenuta di festa in Villa Petrolio con lo chef Giovanni Santoro. La tua impressione di questa serata? Io ero certa di un grande successo di questa serata, perché io trovo che Giovanni è bravissimo nei suoi piatti, che poi sono molto semplici, un ragazzo molto semplice così, però secondo me è molto molto bravo. Poi i padroni di casa, i cugini Pennisi, che sono splendidi. Me lo devi dire più te, Luigi, com'è andata? Allora, abbiamo fatto un excursus che è partito dai vini siciliani, dallo Chardonnay al Nero d'Avola, al Nerello Base, al Musmeci, e ai toscani che vanno dal Chianti base al Chianti un po' più importante fino al blend Sangiovese Merlot e al Vinsanto. Una progressione siciliana toscana che ha mostrato sfaccettature diverse e connotazioni interessanti, qualunque sia il vitigno di estrazione. Alcuni di questi toscani sono per certi versi sia storici che innovativi. In particolar modo ho trovato il Villa Petrolio Chianti base, il classico diciamo nostro, molto centrato nella sua semplicità. Sì, in realtà è vero, perché il Chianti, se si vuole, poi è la denominazione storica più importante, e noi essendo in zona Chianti, in terra dei Chianti, è molto importante portare avanti questa nostra tradizione. In particolare il Chianti Villa Petriolo è un po' quello che definiamo il nostro cavallo di battaglia, dove ne produciamo un numero maggiore di bottiglie, dove ha un ottimo rapporto anche qualità-prezzo per il prodotto che è, e dove, come in tutti gli altri nostri vini della tenuta di festa nel Villa Petriola, dove c'è una grande ricerca sulla qualità, sulla selezione, dove facciamo cernita sia in vigna che in cantina, e dove c'è una grande cura. E inoltre abbiamo dei nuovi vigneti che abbiamo impiantato 3 anni fa, proprio destinati a quest'uva di Sangiovese per il nostro Chianti. Un vino di grande bevibilità, che si beve con grande facilità. Così come ho trovato il Canaiolo in purezza dell'Imbrunire, l'ho trovato un vino molto femminile. Sì, l'Imbrunire è un vino, fra l'altro, che è stata una prova che abbiamo fatto nel 2006, perché in realtà il Canaiolo nasce come complementare al Sangiovese del Chianti, e anche nel nostro caso, nella nostra azienda, è sempre stato così, fino al 2006. Nel 2006 abbiamo questo vecchio vigneto che abbiamo molto piccolo, sono 6.000 ettari, però un vigneto che ha 40 anni. Abbiamo deciso di raccogliere la mattina all'alba i grappolini pargoli, quelli pargoli più indicati per appunto fare un canaiolo in purezza, e abbiamo detto proviamo a farlo. Dal 2006 che lo produciamo, e devo dire che in piccole quantità, sono 1.800-2.000 bottiglie, ormai abbiamo proprio dei parts del nostro canaiolo in purezza, e ci dà molta soddisfazione. Un vino semplice, ma io lo trovo molto toscano nel DNA, ma molto interessante. Invece per il Musmeci, che è il vino di punta siciliano, commentavo con Federico Guttas che lo conosco sin dal primo momento, dalla sua nascita, lo trovo, ogni volta che lo assaggio sempre diverso, lo trovo sempre più completo nella sua evoluzione, e è un vino dalle grandissime potenzialità di invecchiamento. Sì, certo, quello che abbiamo degustato stasera è il 2007, fra l'altro la nostra prima annata, e infatti non a caso abbiamo deciso proprio di investire in questo vino, il 20% dell'intera produzione ogni anno di metterla via, proprio per riuscire fra 10 anni, non solo per le degustazioni o così, ma proprio anche di avere dei riscontri, ma proprio di poterlo far vivere questo anche ai nostri clienti, così. Quindi una bella percentuale l'abbiamo messa via, perché crediamo, anzi siamo sicuri che tra 10 anni il Mascalese sarà molto interessante.
E le potenzialità dell'Arnova 2008, ne parlavamo prima, sono di tutto rispetto. Sì, molto, anzi è considerata una delle migliori annate per tanti produttori che sono arrivati prima di noi, migliore degli ultimi 15 anni. Non ci resta che aspettare allora.